partenza ufficiale alle ore 10. Quest'anno abbiamo sia sul percorso d'urgenza, ripeto, attenzione, gli addetti all'incrocio devono andare subito nelle postazioni perché tra mezz'ora, ripeto, c'è la partenza ufficiale della edizione della corsa di Babbo Natale inserita nella proloco di Mira. Intanto invitiamo i Babbo Natali più decimo a salutare l'entrata in piazza. Ricordate io con Babbo Natale devo fare un ufficializzato allora che il via verrà dato con il suono della campana del comune, quindi tra 10 minuti esatti tutti i Babbo Natali dovranno prepararsi nella piazza del comune, ripeto, tutti i Babbo Natali si dovranno trovare in piazza del comune. Passate parola perché tra 10 minuti esatti circa 7 minuti alla partenza, ma vi ricordo ancora una volta che il via ufficiale verrà dato a mezzo microfono. Oh, così veniamo! Oppure facciamo il salto, quello così! Ammassarsi nella zona di partenza. Iniziamo a sistemare. Ricordiamo atleti salesi. Ricordiamo siamo a oltre i 350 iscritti. Però fatevi un grande applauso Babbo Natale, fatevelo questo applauso che non lo sento. Oh, l'applauso dei Babbo Natali che stanno per partire. Dobbiamo far passare le pullman in questa modalità ufficiale. Ricordate ancora una volta, cari Babbo Natali, che alla Termine ci saranno premi a sorteggio, quindi dovete essere presenti, pronti,
Come vedete sulla statale un bel paragone, sono oltre 400 i volontari a questa edizione. Organizzati proprio durante le feste natalizie da parte della Proloco di Mira, 6-7 dicembre mercatini di Natale, 1 gennaio concerto di Capodanno presso il Teatro Villa Giulioni e l'11 gennaio la festa delle Befane con il tiro del bravissima Riccardo arriva da Marghera e fai sera? Cosa fai? È un baskettaro è venuta la gara. Bene, adesso c'è un piccolo di stop per te da comando e prendi la cioccolata calda che non tra un po' sapremo chi è. Vieni avanti, visto? Nome e cognome di Babbo Natale. E vieni là, sei delle scuole medie di Mira perciò. No, fai a organizzare questo nessun sport. Bravissimo. Altro atleta in arrivo, chi è arrivato prima? Allora tu sei? Alex, vieni là. E vieni là. Sulle mani. Caro Babbo Natale, vedo che viso, perfetto, come è andato? Bene. Tu come ti chiami? Lucas, tu arrivi da Palermo? Da Cazzago. Da Cazzago di Penisola, io sono da Palermo. Guarda che c'è la cioccolata che ti aspetta. Eccolo là! Bravo! Fatti 5. Com'è andata? Adesso ti vai a prendere una bella cioccolata calda. Perché mi pare che siamo alla quinta, sesta, settima edizione? Quando la memoria magari mi inganna, sicuramente ne fate 4. Benissimo. Giovanna Pizzato! Mi ha ammazzato.
Primo giro possiamo andare piano. No, andiamo. Di tutti gli atleti, volata però, volata, dobbiamo una volata, quindi volata, non capiamo, sia lei, chi è arrivato qui? La volata, dentro ai clienti, attenzione alla avanzare perché ci sono due ore, quindi stiamo mostrando questo momento della Ciao! Ciao, ciao, arrivano a braccia alzate. Contenti di aver fatto questa esperienza. Soddisfatti sì o no quando guardate? Siete soddisfatti di questa manifestazione? Ok! Ma guardate avanti e fate sempre ok perché loro vedevano cosa fare. Sapevo che stanno funzionando, quindi credo posso andare benissimo. Arrivata anche Francesca Sibelli e vediamo anche Volanda ha vinto l'ultimo. È finita? Vabbè, grazie. No, vado a cambiarmi dopo. Continuano le volate anche il 9. 32 minuti l'ha fatto qui. Giacomo 32 minuti, complimenti. Giacomo ha fatto 7 km in 32 minuti. Adesso devo andare a vedere la volazione. Via un attimo, via un attimo. Dai che c'è la cioccolata calda, forza!
Guarda qua si piace. Vabbè, fatto bene. Vai a bere il tè caldo, vai.
No, devo fare i 3 minuti.